Sono 210 i migranti che fra la tarda serata di ieri e stamani hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa. 130 sono stati imbarcati nel pattugliatore della Guardia di Finanza che ha fatto rotta verso la città marinara di Porto Empedocle. All'alba nella struttura di prossima accoglienza c'erano già 1014 ospiti. Da poco 80 migranti sono stati trasferiti al porto per essere caricati sul pattugliatore della Guardia Costiera che li ha trasferiti a Porto Empedocle. Intanto in rada a Lampedusa è già tornata la nave San Marco della Marina Militare che imbarcherà nuovamente entro la giornata 700 migranti che in serata dovrebbero fare rotta. Verrà deciso nelle prossime ore o verso Augusta o Pozzallo. Se non vi saranno altri sbarchi in serata all'hotspot di Contrada Imbriacola dovrebbero rimanere circa 234 persone. Nel frattempo dei 600 migranti sbarcati a Porto Empedocle dalla nave San Marco che li ha prelevati a Lampedusa, 150 hanno ottenuto il foglio di via. Sono per lo più cittadini tunisini che non hanno nessun diritto a permanere nel nostro paese senza documenti e che pertanto sono stati espulsi. Si tratta di un atto meramente formale con il quale viene intimato loro di lasciare l'Italia entro 5 giorni, cosa che ovviamente non accade. I migranti rimangono liberi di spostarsi su tutto il territorio in clandestinità. Ma mentre si tenta di liberare l'hotspot di Cala Imbriacola, anche nella previsione che nei prossimi giorni tornerà a riempirsi con la ripresa degli sbarchi, incurante della pressione che sta subendo il nostro paese, la nave Geo Barents della ONG Medici Senza Frontiere si è già posizionata davanti alle coste italiane con la pretesa di un porto sicuro, tanto a detta loro una risposta positiva deve essere data ora. La nave si trova per ora a 14 miglia dal limite delle acque territoriali italiane, nei pressi di Augusta, uno dei porti maggiormente assegnati come possibile sbarco alle ONG. La loro speranza è probabilmente che nelle prossime ore verrà assegnato proprio quello di porto per lo sbarco dei 114 migranti che si trovano a bordo, che sarà un porto italiano è ovvio, ma ormai le ONG non si rivolgono ad altri paesi per chiedere lo sbarco, nonostante siano numerosi quelli che si affacciano sul bacino mediterraneo. O meglio, Geo Barents ha avanzato la richiesta a Malta, ben sapendo che le autorità del paese maltese non risponderanno mai alla loro richiesta, tanto che ha deciso di iniziare a premere i confini italiani pur battendo bandiera straniera.